quarto della 36esima edizione del trofeo Segni, trofeo nazionale di basket giovanile, e io sono con Riccardo Fiorelli, presidente dell'Astro Cagliari. Insomma, sensazioni notevoli, intanto i numeri che dimostrano l'affetto che questo brand, che questa società ha su tutto il movimento cestistico cagliaritano e non solo, ma mi sento dire fortemente cagliaritano. Sì, stiamo cercando di ricostituire quella comunità che era della scuola basket, dell'Astro e della Pirates Academia qui a Sestu. Abbiamo dovuto unire le due anime, fortunatamente l'integrazione funziona e quindi siamo molto contenti. Poi questo è chiaramente un evento che richiama, che coinvolge, che unisce i ragazzi. Tante presenze, non diciamo quanti siamo perché davvero tanti devono stare anche in piedi. Avete fatto a mio parere un percorso di avvicinamento all'apertura, che poi diremo, della palestra del CEP, che è imminente, molto intelligente, molto interessante, perché vi avete iniziato a strutturarvi in anticipo, cercando di essere pronti all'arrivo di quelle che potrebbero essere grandi numeri e grandi dimensioni anche in termini di avvicinamento, no? Da parte dei bambini, degli atleti, una volta che quella palestra, che è decisamente al passo coi tempi perché verrà aperta tra poco, aprirà proprio le sue porte. Ah sì, abbiamo cercato dalla fusione in poi di costituire una società organizzata, moderna, cercando di dotarla di tutti i settori che devono comporre una società sportiva, che altro non è, anche in ragione della riforma che entrerà in vigore definitivamente a breve, quella che è un'attività di impresa a tutti gli effetti, che ha le sue dinamiche, le sue specificità, però di fatto è un'attività che, seppur non commerciale, ha delle dinamiche di impresa. Quindi abbiamo cercato di organizzarci, di strutturarci e ci stiamo preparando a affrontare anche l'apertura del nuovo impianto di Cagliari, che ovviamente ci darà un respiro maggiore, ma anche richiederà un'organizzazione ancora più articolata. Speriamo di essere pronti, ma io credo di sì. Siete consapevoli del fatto che una volta che verrà aperto quell'impianto, la curiosità dei cagliaritani, la voglia delle famiglie di portare i bambini in un ambiente costruito, ricordiamo, dal patrone Ermanno Iaci, con la sua cristallina genuinità, potrebbe portare dei numeri davvero molto difficili anche da gestire? Ma sì, da quel punto di vista credo che siamo abbastanza preparati. Ermanno rimane dei nostri, per fortuna continuerà a gestire il centro di Cagliari e questo ovviamente è una garanzia. La sua esperienza, la sua vivacità e il suo essere ancora estremamente giovane, lo dimostra questo torneo, ci aiuta a sperare bene. Rimane poi il centro di Sestu, che comunque, come dimostra anche questo evento, è un centro vivo e vivace, per cui credo che si possa essere più che ottimisti. Chiudiamo con i numeri. L'Astro di oggi ha quanti atleti, quanti allenatori, quante categorie sul parquet? L'Astro oggi ha più di 300 ragazzi, ha 2 prime squadre, una maschile e una femminile, ha quasi 40 collaboratori, dei quali 20 sono sportivi e il resto sono amministrativi e extrasportivi, più tutti i volontari. Questi sono più o meno, in estrema sintesi, i numeri dell'Astro di oggi. Speriamo che crescano, perché vuol dire che stiamo crescendo anche come società sportiva. Per chi è analfabeta di basket sono già grandi numeri che denotano grande fiducia un po' in anticipo. Grazie a Riccardo Fiorelli. Ora telecronaca affidata al nostro Luigi Falchi, finalissima, non è un caso, Astro Cagliari contro Sancat Firenze. Un po' di pubblicità e poi torniamo in diretta. Che cos'è questa foto? Vedere. No, vabbè, ragazzi, non avete idea. Guardate che foto che ha trovato Elena. Ma lo sapete che è ancora la canadese di quella partita? Io mi ricordo ancora quella finale. Era il Segni del... Ma chi aveva vinto, Andre? Allora Dani, era il 1986, ma sai la cosa più bella? Mica mi ricordo chi avesse vinto. Il Segni, ragazzi, il Segni era così. Ho visto tutte le edizioni, a prescindere da chi fosse in campo, era la finale di tutti partecipavano, tifavano e tutti vincevano. Bello, poi non finiva lì, c'era la gita Torre delle Stelle, ve la ricordate? Dove c'era il rapporto con, si costruiva il rapporto con tutti gli altri ragazzi, quelli di fuori, che poi sentivamo dopo, dai, meraviglioso. Papà?
Papà, ma che cosa sono i segni? No, amore, che cos'è il segni? Il segno è questo, l'amicizia che vedi qui, che parte tanti anni fa e continuerà ancora per tanti. Dopo aver visto la finale della categoria femminile, si affrontano nuovamente Astro e Sancat Firenze per giocarsi la vittoria della 36esima edizione del Trofeo Segni, ritornato dopo il Covid qui al Palamellani in Sesto. E allora la partita più importante, una giornata intera vissuta insieme, è iniziata adesso con l'arbitraggio di Gianluca Azzeni. E invece oltre metacampo di Simona Schirru, con anche già il primo canestro in collegamento che è iniziato con partita subito viva. E allora prova anche subito invece ad attaccare Firenze, che si vuole rendere vivo da sotto canestro, non riesce però a trovare canestro. Poi ancora Ciampi non riesce ad andare, poi recupera anche palla ma con fallo. Inizio subito con il ritmo della partita più importante di questa serata, insieme ovviamente anche alla finale femminile, l'ultimo evento di questi 2 giorni di trofeo. Mentre riparte velocissimo Oratti, l'intercetto fondamentale questa volta di Taccori. Gioca ancora a Firenze che prova a cercare il canestro, non lo trova. E allora prova a ripartire in qualche modo Astro. Pazzi stretti. Palla comunque ancora per i sardi, con Taccori che cerca il movimento di Dore. Alla fine la palla però torna nelle mani di Firenze, con Guandalini che ha rimesso in gioco. Adesso Oratti, Guandalini si gira 2 volte. Il servizio poi per Ciampi, da sotto canestro. Arriva allora il 2-2 di Firenze, ma prova già a rifarsi vivo l'Astro, ma ci sono passi. Punizione di Firenze. Oratti, il pallone per Nicolo Ciampi, passa in vantaggio Firenze dunque. 8 minuti sul cronometro. Il passaggio, gioca proprio in qualche modo Congio, alla fine arriva anche il suo di canestro. 4-4, completamente alla pari questo inizio, ma ha scoperto Astro stavolta sul rimbalzo. Chiusura importante e palla che anche di Astro, ma bisogna attendere per poter rimettere in gioco. Mentre pallone malamente perso da Astro, e Matteo Ciampi ne ha approfittato per il 6-4. Un grande inizio di finale qui al Palamellani. Questi ragazzi, l'augurio che possa essere a questo ritmo tutta la partita e magari anche meglio, chi lo sa, visto che siamo solo alle fasi iniziali. Intanto Dore, c'è stato il fallo di Balessi, la palla ad Astro. Si schiera dunque Sancat Firenze. Dore,
prova a passare come può, c'è la stoppata, la palla resta ancora però per i sardi. Non riesce a affondare fino alla fine. Dore, intercettato, il pallone destinato a Berti. Ma ancora palla dell'Astro. Cerca linee di passaggio Dore, alla fine ha trovato Berti. Ma alla fine la palla è di Firenze, che può rigiocare con Guandalini. Prova a prendersi qualche metro. La palla esce ed è ancora di Firenze. Palla ancora di Firenze. Nicolò Ciampi prova a fare tutto lui. La palla si ferma sul ferro, diventa buona allora dell'Astro per ricostruire. Apertura interessante per Berti. Idea di passaggio difficile, niente male, alla fine invece però Firenze recupera, va fino in fondo, trova anche il canestro con Nicolò Ciampi. Arriva allora il time out sul gioco che dovrebbe essere di 8-4 in questo momento. Tanto noi vi lasciamo subito con un brevissimo spot. L'arbitro ha fischiato per mettere fine al primo time out di questa finale. Sul cronometro il tempo è fermo a 6 minuti e 33, risultato di 8-4 per Firenze. Un inizio però assolutamente alla pari di finale, molto divertente, grande ritmo, e non potevamo chiedere niente di più, con l'augurio che continui così questa partita. Chissà cosa avranno detto i due coach nelle panchine, quali indicazioni avranno dato dopo così pochi minuti. Chiaramente qualcosa più di tattico per l'Astro, che sta forse con troppa leggerezza concedendo alcune ripartenze devastanti a Firenze, che invece adesso è proprio Firenze a concedere una ripartenza fondamentale. Però Guandalini in chiusura, e dunque Matteo Ciampi per Nicolò Ciampi. Colpisce il ferro sotto canestro Ratti, poi non riesce ad approfittare del rimbalzo, ma recupera un altro pallone, questa volta non perdona. 10-4, va a più 6 Firenze con 6 minuti sul cronometro. E allora prima parte di gara più per Firenze, ma l'Astro spinge, l'apertura buona, una via di mezzo questa di Congiu. Probabilmente l'idea era più un passaggio alzato troppo e quindi ha dato quasi l'idea di essere un tiro. Occhio però all'ingresso di Nicolò Ciampi, apre poi per il tiro da fuori, provato ma non riuscito sul rimbalzo Ciampi, e poi ha recuperato questa volta Astro, che prova a distendersi, prova anche a cercare il tiro. Berti sul rimbalzo, il tentativo che è andato a sbattere sul ferro è stato ancora una volta di Congiu. La fa sbattere
con furbizia, non sui piedi. Quasi anche un po' sconsolato adesso Taccori, non essere riuscito a vedere un compagno meglio posizionato, mentre sta arrivando anche il primo cambio per Firenze. Nicolò Ciampi lascia il campo a Biaggi, ma subito palla recuperata da Berti. C'è però il fallo, e allora nuova situazione d'attacco per Astro. La giocata questa volta niente da fare, prova allora ad andare via Firenze. Ancora una volta sulla chiusura, prova a ripresentarsi, si prende i primi tiri liberi di questa finale. A Matteo Ciampi l'occasione di mandare a più 8 i suoi. Sulle indicazioni dell'arbitro Gianluca Zeni. Primo tentativo però non è stato buono, il secondo invece sì, va a 11, allora Firenze. Ricordiamo l'altro arbitro invece è Simona Schirru, proprio dalle sue parti. Adesso bisognerà riprendere il gioco quando il cronometro indica 5 minuti ancora effettivi da vivere in questo primo, lo ricordiamo, di 3 tempi da giocare, 3 tempi da 10 minuti l'uno. Sotto canestro riprende il fallo ancora Matteo Ciampi e va nuovamente in lunetta per provare magari stavolta a fare 2 su 2. Anche stavolta invece il primo non va a buon fine. Vediamo se invece azzeccherà il secondo. Questa volta non arrivano punti dai tiri liberi. Resta -7 Astro, che deve provare a farsi avanti adesso. Gestione non semplice di Dore. Resta comunque in zona d'attacco l'Astro, che spreca con Congiu. Matteo Ciampi prova a uscire fuori, una situazione non semplice, un passaggio buono, non semplice da tenere giù da Orti, che si difende 2 volte, poi va da Guandalini. Gioca ancora a Firenze, alla ricerca di spazi. Matteo Ciampi prova a entrare, cerca Guandalini. Il passaggio poi per Orti, che colpisce il ferro, aveva provato da 3, i piedi erano lì al limite. Dore invece si gira, ancora un tiro con troppo poca forza. Anche il secondo tentativo, questa volta di Berti, non si alza abbastanza, mentre dall'altra parte con grande facilità arriva il canestro di Biaggi. E 13-4 adesso. Situazione non idilliaca per Astro. Mentre Faris è appena entrato, prova da fuori. Prima tabellone poi ferro. Arriva però il fallo. Occasione adesso dalla lunetta per Astro, pronto a battere Berti. Il primo va a buon fine, diventa 13-5 il risultato.
Anche il secondo, 13-6. Torna a farsi sotto Astro a -7, ma deve difendere subito Matteo Ciampi. Orati passa in qualche modo, poi il servizio per Biaggi. C'è il fallo, ci sono anche da questa parte allora 2 tiri liberi. Questa volta anche qualcosa da dire da parte di Simona Schirru nei confronti di Taccori, che lascia adesso momentaneamente il campo. Al suo posto Melis. La concentrazione di Biaggi, che però non azzecca il primo. Va male anche la seconda. Resta comunque in attacco Firenze. Sasso. Simone Ciampi. Ancora da Sasso. Vediamo se prova lui ad andare al tiro. Sceglie il passaggio per Biaggi. Per i 3 punti. Sul rimbalzo poi la tocca forse Farris per ultimo. Sì. Bravo almeno ad evitare la possibilità di un tiro ravvicinato. Ancora però Firenze con Ciampi in mezzo a 3, che prende il fallo, fa punto e avrà anche il tiro libero. Quindi a 15 Firenze, la possibilità di andare a 16 adesso nelle mani del 24, che sta prendendo la scena in questa finale. E anche con un pizzico di fortuna mette dentro il tiro libero. 16-6 risultato, 2 minuti e 47 sul cronometro. Berti riesce a girare un tiro, ho sempre l'impressione che siano vie di mezzo. Mentre c'è un cambio. Fuori Oratti, è entrato Bogo, mentre tiro libero per Biaggi, che fa 17-6, può fare anche 18-6. Non sbaglia neanche stavolta. Adesso dovrebbe essere a 19 Firenze. Adesso che deve cercare qualche punto importante nel finale di questo primo tempo. Congi vuole fare tutto lui. L'apertura per Farris, che può andare al tiro. Si è preso il fallo, allora sono 2 tiri liberi per lui. Andiamo a vedere il primo dei suoi 2 tiri liberi. Questa volta colpisce il ferro Farris. Il secondo invece è perfetto, 18-7, per dare una spinta ai suoi adesso, che devono difendere da questo attacco di Firenze. Una buona giocata di Ciampi, poi da fuori non trova il colpo vincente Sasso, che ha cercato di andare per i 3 punti. Perde palla questa volta Dore. Buono il pallone per Ciampi, che non può sbagliare. Fa 27.
1 minuto e 46, ma subito un ottimo lancio per Berti, non riesce lui ad approfittarne, non era scontato però, mentre dall'altra parte ancora solo Ciampi, una situazione che si è ricreata 3 volte nel giro di pochi secondi, 2 volte sfruttata da Firenze, invece non è riuscito a sfruttare l'Astro. Pesa questo anche il risultato di 22-7 con 1 minuto e 29 di cronometro. Il campo intanto cambia da una parte e dall'altra. Dentro Jimenez, Iaci per i sardi. Mentre invece sarebbe magari utile vedere il numero, dovrebbe essere Pellegrini. Sì, è proprio lui che va adesso a difendere su questo tentativo di Congiu. E poi riparte proprio Pellegrini, vicino a lui invece Volpi, la palla dall'altra parte per Bogo, non riesce ad andare al più 3, proprio Bogo, tornato bene in posizione, ha recuperato e ha servito molto bene Biagi che sotto canestro fa 24-7 quando mancano 56 secondi alla fine di questo primo tempo. Farris, Jimenez, ancora Jimenez per Berti, la palla viaggia sulle ferro ma scende giù fuori dal canestro. Dall'altra parte invece lo stesso destino anche per il tiro di Biagi, ma Firenze resta alta e continua a provarci, non trova uno spazio Sasso, ha invece il coraggio di andare per i 3 punti Bogo, non trova però il ferro, trova poi i 2 tiri Firenze. Palla Simona Schiro prima della battuta, un Biagi che può provare a portare i suoi a 26 punti quando mancheranno dopo 17 secondi il tempo di un'ultima azione per Astro. Intanto il primo tiro va a buon fine e allora 25-7 il risultato. Il secondo non va a buon fine per Biagi, ma tiene palla Firenze che ha l'ultima azione allora nelle sue mani. Si prende tutto il tempo. Poi l'ingresso di Pellegrini che si prende altri 2 tiri liberi a 7 secondi dalla fine del primo tempo. 7 secondi e 8 decimi per l'esattezza. Adesso può arrivare il cambio non concesso tra il primo e il secondo tiro libero. Arriva allora il momento di Usala, è entrato al posto di Berti. Due tiri liberi senza un punto per Pellegrini, poi ci prova da 3, quasi ci riesce e sullo scadere sarebbe stato valido il tiro di Biagi. Non arrivano però i 2 punti, arriva alla fine del primo tempo, parito molto la palla lunga, sta venendo fuori Firenze e con il risultato di 25-7 noi ci lasciamo, ma ci ritroviamo tra pochissimo per il secondo tempo. Leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too.
Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Tutto questo è ancora possibile e grazie alla sua energia, alla sua determinazione e alla sua voglia di occuparsi ancora dopo decenni dello sport, dei ragazzi e dell'organizzazione di tutta questa manifestazione. Se lo merita tutto, ha dedicato la sua vita a noi, a farci crescere come ragazzi e a farci diventare uomini migliori, continua a farlo con i ragazzi che oggi partecipano al torneo. L'ho detto a più riprese, è un monumento vivente allo sport, speriamo di essere degni di raccogliere quello che ci ha consegnato. Per ringraziarlo abbiamo fatto fare all'avvocato Renato Ficari, che è un noto avvocato cagliaritano, caricaturista, abbiamo fatto fare la caricatura di Armando vestito da Superman con la A dell'astro. Renato gliela consegna, grazie Renato, grazie Armando, grazie a tutti. Di vestire come Superman e credo di aver indovinato, perché per fare tutto quello che ha fatto lui in 35 anni qui in Sardegna per l'Astro, per Cagliari e con questo torneo, solo Superman poteva farlo. Lui è stato un Superman nella sua vita, nello sport, con i ragazzi, per cui credo che rappresentarlo come Superman sia la cosa più giusta. Auguri Armando e grazie per tutto. Quella a cui avete assistito allora alla premiazione di una persona importantissima per l'Astro, ma non solo, una persona che per il basket a livello territoriale, in generale per la comunità a Cagliari ha fatto tanto. Allora, come avete sentito, bellissima la caricatura, lui in versione Superman. Ci aggiungiamo anche noi allora in questo riconoscimento di cui tutti siamo orgogliosi, per una persona veramente straordinaria. È stato giusto allora prima della fine, prima delle premiazioni, dargli questo spazio però che adesso è al campo, perché è iniziato il secondo tempo della finale, lo ricordiamo, Firenze avanti 25-7 su Astro. Firenze che ha già vinto contro Astro la finale femminile, sta provando a portarsi a casa anche quella maschile per fare doppietta, ma Astro combatterà, lotterà per impedirglielo. E prova adesso a uscire fuori una situazione non semplice. Farris, passaggio intercettato, ma palla ancora dei sardi. Un Farris che adesso scappa via. Jimenez cerca un movimento, Berti, Farris cerca uno spazio, c'è il fallo, ci sono
e si prende allora dal fondo Melis. Ha cercato Usala, è riuscito in qualche modo Usala a passare, poi ancora palla d'Astro. Ha voluto accennare qualche protesta al coach della panchina di Firenze, ma clima comunque abbastanza sereno. È chiaro che si voglia vincere, allora viene anche l'agonismo, mentre il tentativo di Usala che finisce sul ferro, riparta già Firenze velocissima con Pellegrini che non sbaglia, fa 27-7, 8,58 sul cronometro. Si allontana pian piano Firenze nel punteggio. Usala in mezzo a due, gli prende un altro fallo. Jimenez in qualche modo alla fine la palla va a terra, non è più sua, di Firenze, e con un solo passaggio si è ritrovata già sotto canestro. Ha perso però l'attimo Mancuso sui primi attimi di partita per trovare il canestro. Il tentativo poi arriva non a buon fine, ma non riesce a ripartire Astro. C'è sempre Firenze con un buon intercetto, questa volta con Pellegrini, palla già giocata sotto canestro. Pellegrini lo cerca da 3, grande tiro, 3 punti per Firenze, 37 il risultato. Diventa complicata per Astro. Conciu, d'altra parte ci sarebbe anche Faris, la palla è per lui, l'ultimo tocco non è suo, è Astro che quindi può rimanere in fase d'attacco, mentre esce Volpi adesso al suo posto. Invece è entrato, mentre il canestro di Sassovi, diciamo adesso chi è entrato, purtroppo è più difficile senza vedere il numero, si tratta però di Barbetti. Mentre Usala, bravo questa volta a vedere il corridoio libero per il 32-9 complessivo, quando mancano 7 minuti e 20 secondi alla fine del secondo tempo. Nuovo cambio, stavolta sia da una parte che dall'altra. Farris che lascia il posto in campo Dore. Dall'altra parte invece è entrato Giovanni che prova subito a cercare il canestro, dopodiché ancora Barbetti, questa volta Cosimo Barbetti che fa il 34-9. E allora momento di time out per noi, brevissimo spot. Si sta già risistemando Firenze, ancora discorsi invece per Astro per reagire in un momento difficile in questa finale, uno svantaggio che comincia a farsi pesante, ma chiaramente la voglia di giocarsi fino alla fine con ogni energia questa finale qui in casa, poi in un anno anche speciale visto la ripresa di questo torneo, di questo trofeo.
E allora vediamo l'effetto che avrà avuto il time out con la palla che è subito di Astro, che va a cercare Congiu e invece sbaglia il controllo. Ringrazia Barbetti che alla fine compie passi. Gioca allora Astro, che ha l'occasione di costruire. Jimenez non riesce a vedere un compagno libero, allora prova a mettersi in proprio. Sul rimbalzo arriva Melis, che conquista i tiri liberi. Buono il primo tiro di Melis. Buono anche il secondo, un po' più a fatica, ma è entrato questo pallone. 34-11, ma già dall'altra parte tutto solo Mancuso. Torna a più 25 Firenze. Forse adesso conta un po' meno il risultato, lo svantaggio è alto, ma le squadre si stanno sfidando come se fossero in perfetta parità. Pellegrini, Mancuso, ancora Pellegrini alla ricerca di uno spazio, che prova a inventare, a creare, a trovare con questo canestro Cosimo Paci. 38-11. Ma Firenze ormai ogni volta che prende palla poi va a fare canestro. L'Astro soffre di più, come si vede adesso con Dore. Non vuole andare da Osala, vuole fare da solo. Dore gioca sulla destra, il passaggio per Jimenez, che cerca poi di entrare dentro per Melis. La palla non entra, Congiu fa quello che può, ma concede una ripartenza a Firenze con Pellegrini che va fino in fondo. Alla fine c'è il fallo e c'è anche il cambio. Torna Tacconi in campo al posto di Melis. Ci saranno invece, non ci saranno tiri. Si riprende con questo buon passaggio e un'altra buona giocata. Ancora una volta servito troppo solo Paci, poi ci ha messo del suo però nel liberarsi dell'uomo e trovare questo canestro. Dall'altra parte invece Jimenez va ad infrangersi contro il muro blu, che sempre con un passaggio si ritrova sotto canestro perché ha ancora palla. Mentre Cappai in campo per Jimenez, bisogna difendere, viene ancora a prendersi palla lontano da ogni marcatura Paci. Vuole più velocità adesso Firenze. Pellegrini vuole fare tutto lui, la palla passa, poi Puscina, adesso Astro. Usala, Congiu fa quello che può, la palla è uscita. 4:49 sul cronometro, 40-11 il punteggio. Va ancora Firenze, prova anche il tiro troppo lungo e allora va Astro. Ancora con Congiu che fa un cost to cost niente male. Poi almeno provano a ripartire la partenza, ma Firenze è già lì con Barbetti che mette dentro il 42-11, 4:20 sul cronometro. In difficoltà Astro, che poi deve fare i conti anche con la sfortuna, ma troppo leggera poi quando riparte Firenze. Questa volta
con quanta fatica in 2 contro 1 per recuperare questo pallone. Usala si deve avvinghiare e la palla 2 alla fine dà ragione a lui. Cambia ancora, si fa rivedere Berti, si fa un po', sono usciti Congiu, è uscito Usala. Ed è entrato Nicolò Ciampi invece per Firenze. Palla ancora di Firenze, è andata a riprendere questa palla Berti. Due tiri conquistati anche adesso da Firenze, che in questo secondo tempo ha trovato lo strappo e l'allungo decisivo. Difficile immaginare una rimonta, è una Astrolla che deve pensare a giocarsela comunque, a tirare fuori il meglio di sé in queste giornate di sport dove alla fine il risultato, per quanto tutti lo vogliono ottenere, diventa secondario davanti all'esperienza, davanti all'opportunità di confrontarsi contro ragazzi di varie parti d'Italia. Tiri liberi intanto sfruttati da Firenze, che adesso si deve difendere, che commette fallo, e allora questa volta invece i tiri liberi sono per Astro. L'occasione per Cappai. Fuori di misura questo. Vediamo adesso il secondo tentativo. Due su due, questa volta non a segno. Poi arriva anche il fallo nel tentativo di fermare Nicolò Ciampi. Ciampi, Firenze non cede di un passo, difficile però per Paci questa volta in mezzo al traffico, riesce comunque ad avere la palla mentre lascia il campo momentaneamente Taccori. Gioca, prova a fare quello che può Barbetti, che conquista, deve aver conquistato i tiri liberi, non è stato però lui a conquistarli, quanto invece Giovanni. Tre minuti e 06 sul cronometro per allungare ancora Firenze. Il primo tiro però non riesce, è arrivato anche il cenno di conforto da parte di Balestri. Non è andata bene questa volta questa doppia occasione, palla poi uscita, poco male ovviamente anche per Giovanni, per Firenze che ha comunque un grande vantaggio e che ormai già probabilmente stava pensando più a divertirsi che a vivere troppo con tensione il risultato. Di nuovo tiri liberi, questa volta è Barbetti ad avere questa opportunità.
lucido nel suo primo tiro. Perfetto anche nel secondo. Firenze che comunque ha anche una fisicità maggiore rispetto all'altro, basta vedere i ragazzi in campo per capire anche questo aspetto molto importante. Poi magari qualche errore di Astro, certo, in qualche situazione magari un po' troppo leggero, però specialmente a questa età avere magari una fisicità maggiore poi come fare la differenza. Altri tiri liberi conquistati, questa volta sarà Nicolò Ciampi a batterli. 2 minuti e 29 sul cronometro. Risultato di 45-11 adesso. Può andare a 47 in proiezione Firenze. Questa volta solo ferro per lui. Due volte ferro. Può allora provare a farsi sotto Astro con questa azione da parte di Capai, che ha scelto poi il passaggio. Ancora l'Astro con Dore, uomo più dietro, bravo a evitare almeno la ripartenza. Ancora Firenze recupera invece palla alla fine. Astro che prova con Capai, c'era Magro che avrebbe voluto il passaggio, nulla da fare. Nuovi cambi. Torna Orati nuovamente in campo, anche Bogo. Con la palla giocata adesso da Balestri, poi si arriva da Nicolò Ciampi. Orati non riesce a trovare il tiro, guadagna però il fallo. Quindi 2 nuovi tiri liberi. Mentre Galistu entra lui adesso al posto di Capai. Trova spazio anche lui. Ma alla fine non erano tiri liberi. Si consultano Azzeni e Schirru. Alla fine sembrava tutto, è stato tutto il contrario. Palla quindi di Astro che con Magro prova a costruire, andare dritto verso il canestro. Deve invece accontentarsi poi di venire fuori. Melis con giù. Lotta alla fine in qualche modo riesce a tenerla sua. Riesce anche a passarla per Dore. Passi alla fine però e nuova azione per Firenze. 1-17, 1-16, mentre è un grande canestro questo, gran colpo da 3. 48-11 per Firenze. Prova a trovare una bella anche Magro. Dall'altra parte invece di nuovo Balestri. Si prende, conquista i 2 tiri liberi con meno di un minuto ancora da disputare del secondo tempo.
dalla lunetta Balestri. Il primo dentro. Il secondo no, ma resta lì Niccolò Ciampi e dice: sai che c'è? La metto io dentro. E allora va a 51 Firenze. Poi l'apertura. Jimenez è rientrato adesso. Magro. Calistu. Jimenez prova da fuori. Ancora una volta il ferro. Mentre con quale velocità Balestri arriva sotto canestro. Ciampi conquista ancora una volta i 2 tiri liberi. E adesso ogni volta che Firenze arriva lì sto canestro conquista 2 tiri liberi o fa direttamente canestro. Questo però non sfruttato da Niccolò Ciampi. Non va il secondo tentativo, prova a ripartire allora Astro. Magro prova a passare in qualche modo con giù, ma niente da fare per lui. Ha provato con giù l'ultimo tiro di questo secondo tempo e 51-11 risultato per Firenze, quasi già le mani nel trofeo. Lo scopriremo, però sarà veramente così tra pochissimo. Papà, che cos'è questa foto? Vedere. No, vabbè, ragazzi, non avete idea. Guardate che foto che ha trovato Elena. Ma lo sapete che è ancora la canadese di quella partita? Io mi ricordo ancora quella finale. Era il segni del... Ma chi aveva vinto, Andre? Allora Dani, era il 1986, ma la sai la cosa più bella? Mica mi ricordo chi avesse vinto. Il segni, ragazzi, il segni era così. Ho visto tutte le edizioni, a prescindere da chi fosse in campo, era la finale di tutti. Tutti partecipavano, tifavano e tutti vincevano. Bello, poi non finiva lì, c'era la gita Torre delle Stelle, ve la ricordate? Dove c'era il rapporto con, si costruiva il rapporto con tutti gli altri ragazzi, quelli di fuori, che poi sentivamo dopo, dai, meraviglioso. Papà, ma che cosa sono i segni? No amore, che cos'è il segni? Il segni è questo, l'amicizia che vedi qui, che parte tanti anni fa e continuerà ancora per tanti. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.
Di nuovo qui, amiche e amici di Directa Sport, per l'ultimo tempo della finale di Astro Sancat Firenze. Avanti Firenze 51-11, vicino al trionfo dopo aver vinto anche nella categoria femminile, si avvicina a quella della categoria maschile, una bella doppietta per Firenze. Ma chiaramente ci avviciniamo alla fine di tutta una bella giornata di sport qui a Sestu, con tante partite, tanti giovani talenti, tante belle persone riunitesi oggi in onore di questo bellissimo sport. Stiamo ancora aspettando gli ultimi dettagli per riprendere. Si comincia allora, inizia il terzo e ultimo tempo di questo Astro Firenze in blu, lo ricordiamo, Firenze che prova già ad affondare e trova anche subito i 2 punti più il tiro libero alla battuta Sasso. Entra anche stavolta, allora 54-11, inizio all'attacco per Firenze, però invece adesso Jimenez, che ha fatto vedere nella pausa tra questo secondo e terzo tempo tutte le sue qualità nei tiri da 3, adesso ce le fa rivedere, anche se il tiro è da 2, ma neanche il tempo di festeggiare, arriva subito un altro canestro di Firenze con Marco Ciampi. E allora è 56-13 il risultato. Astro che però non molla, vuole onorare fino alla fine questa partita, vicino Congiu. La mette dentro un bel canestro, ma nulla da fare. Sbaglia poi il controllo Marco Ciampi sul servizio di Guandalini. Poi gioco momentaneamente fermo, si allaccia alle scarpe Jimenez. Già un minuto è passato di questo ultimo atto della 36esima edizione del Trofeo Segni. Gioco che è anche però ripreso. Jimenez ha portato palla avanti, ha servito per Congiu. Ancora Congiu, vicino a lui Magro. Congiu vuole fare da solo, non facile andando all'indietro, riuscito a tirare, non a trovare il canestro. Poi passi però. Sasso. Da lui inizia la nuova azione di Firenze. Ciampi, arriva Guandalini. Ancora un punto per Firenze, che ormai trova sempre tantissimo spazio quando riparte. Anche stanchezza, anche mentale forse per Astro. Ovviamente quando c'è questo divario non è facile, ancora di più per dei ragazzi magari tirar fuori tutte le energie mentali fino alla fine. Anzi, bisogna fare anche onore a questi ragazzi che comunque ci stanno provando, attaccano come gruppo. Devono onorare fino alla fine questo impegno. Il tentativo da 3 di Magro. Nulla da fare però. Palla che ancora di Firenze. Fuori Melis adesso.
In campo Taccori. Sasso. Il tentativo da 3 non arriva però al punto, questa volta Ciampi. Congiu vicino a lui, non troppo vicino Magro. Congiu fa da solo, trova un buon canestro. 7 minuti ancora di questa finale. Ancora l'Astro che recupera, si fa avanti con Jimenez. Ultimo tocco è di Firenze, la palla sarà di Astro, ma intanto Dore riprende posto in campo al posto di Jimenez. Un bel canestro per lui in apertura di questo terzo tempo. Congiu riesce a passare, trova un altro canestro. Dall'altra parte invece lo cerca Firenze. Ciampi, non sbaglia Ciampi. Adesso ogni azione è un canestro. Congiu. Congiu. Così la perde Dore in qualche modo. Ancora Congiu. Ancora a giocare fino alla fine. Provato, ha allungato troppo i tempi l'Astro, è andato oltre i 24 secondi. Adesso invece i cambi prima della ripresa del gioco in favore di Firenze. Il tentativo da 3 che si spegne sul ferro, poi arriva Sasso, vince il rimbalzo, Astro che riparte. Taccori, ancora l'apertura, poi Galistu che si prende il fallo, andrà allora ai tiri liberi, già lì sulla lunetta. Buono il primo tentativo. Un altro tiro per Galistu. Due su 2. Galistu che ridà spazio a Gessa. Attacca Firenze. La palla da Mancuso, alla fine l'hanno toccata tutti, è tornata a Mancuso. Ancora il tentativo da 3, troppo morbido da parte di Biaggi. Poi Mancuso rende viva l'azione di Firenze, riesce anche a provare almeno a cercare Barbetti senza riuscirci. Allora l'Astro, Mausala appena entrato, manca il controllo. 4:35 sul cronometro. Sasso, Barbetti si gira 2 volte, l'ha pensato quel tiro, torna da Sasso che vuole andare fin sotto canestro. Buono il passaggio per il tentativo vincente di Mancuso. 64-19. Ancora Firenze, sembra aver perso ormai l'energia. Astro con meno di 4 minuti ancora da vivere.
Ancora palla Pittaccoli che cerca Usala, già pressatissimo anche Dore, su di lui Pacci. Dore però la porta avanti, alla fine è necessario l'intervento in suo aiuto di Usala. Gessa, Usala, ancora Gessa. Pensa a Dore, vede poche soluzioni se non quella di mettersi in proprio. Alla fine ha sperato nel fallo, così non è stato, mentre Mancuso non trova il canestro. Vede invece un fallo a Zeni. Mentre torna Magro. Anzi, Magro che lascia il campo. Dore, sempre lui. È andato a cercare anche il tiro. La palla ancora di Astro. 2 minuti e 30 alla fine di questa finale. Ha cominciato ad avere un ritmo più basso anche Firenze, che avrà sentito anche la stanchezza dopo una partita giocata a questo ritmo. C'è un altro fallo. Resta ancora Astro in fase d'attacco. 2-10 ancora. Dopodiché alla fine sarà premiazione di tutti i partecipanti. Ripetiamo, a un trofeo dove il primo posto non è la prima cosa. E chiaramente quella che tutti i partecipanti ambiscono, ma c'è tanto altro dietro. Qualcosa che si comprende bene quando si partecipa a eventi di questo tipo, sia da agonista, sia praticando lo sport, sia assistendo agli eventi della giornata. Attenzione intanto però a Firenze, che sta tornando a farsi vivo. Barbetti si è preso altri tiri liberi, il 33 di Firenze. Non entra stavolta. Ha un altro tentativo però. Simula quello che deve fare per fare meglio. E porta bene perché gli riesce. 65-19, 1-20 alla fine. Dore, Astro che prova come può a fare il massimo, poi però arriva in ripartenza. Firenze è sempre un pericolo. Questa volta con Gessa ne esce bene Astro. Riesce poi Dore a strappare il pallone a Barbetti. Non riesce però a evitare che la palla esca. 55 secondi, siamo entrati ormai nell'ultimo minuto. In qualche modo riesce prima a toglierla, poi non riesce a raccogliere la palla. E Astro ora che deve difendere. Vorrebbe palla Barbetti, Pacci invece vuole fare tutto lui. Ne esce comunque a suo modo vincitore perché va a prendersi la lunetta. Vuole essere ancora più dentro la festa. Il primo tiro però non va. Va Mancuso, dagli un 5 a rassicurarlo.
allora al secondo mette dentro 66-19, 38 secondi il tempo delle ultime 2 azioni, forse 3. Intanto però dovrebbe avere i tiri liberi Astro, sarà così. Va Dore dalla lunetta per provare a chiudere questa partita mettendola dentro. Saranno dopo 31 secondi ancora. Ottimo il primo tiro. Molto bene anche il secondo per portare a 21 l'Astro, però poi c'è un fallo saranno comunque tiri liberi. Questa volta da subito, perfetto Barbetti. 67-21. 68-21, 2 su 2 per Barbetti. Usala, può essere l'ultima azione di questa partita. Ancora in attacco l'Astro. 8 secondi. Ci prova, viene chiuso. Ma palla ancora di Astro. 2 secondi e un decimo per vedere magari l'ultimo tiro. La palla servita mal controllata, non c'è più tempo. Finisce qui. Si chiude allora la 36esima edizione del Trofeo Segni qui al Palamellani Sestu. È stata una bellissima giornata all'insegna del basket, ma in generale del valore dello sport. Vince, trionfa alla fine sia in categoria maschile che femminile Firenze, la pallacanestro di Firenze. Un complimento a loro, ma un complimento, ricordiamo, a tutte le società che hanno partecipato, che hanno reso questa giornata speciale. E con queste immagini, con questo ringraziamento, noi di Directa Sport Live TV vi salutiamo, vi invitiamo a continuare a seguire i tanti eventi che vi portiamo ogni settimana. Alla fine di tutto, da Luigi Falqui e dalle immagini di Andrea Faris è tutto, una buona serata.